Buonasera a tutti, qui con noi questa sera Luigi Favarato, presidente della Federazione Alpe Adria, vicepresidente della Federazione Europea. Una stagione nuova, un campionato nuovo, la Stock 250. Mi piacerebbe sentire dalle parole di Luigi Favarato cosa pensa di come è andata questa stagione. Buonasera a tutti, grazie Franco. La stagione, come sappiamo, è andata bene per tutto, nel senso che abbiamo centrato e hai centrato l'obiettivo che ci eravamo proposti e impegnati a sviluppare con il presidente della FIM Europe, Mr. Serb, avendoci fatto una richiesta chiara e ben precisa. Effettivamente il pilota Koenig di Praga, della Repubblica Ceca, è riuscito a vincere la prima edizione del campionato europeo 250 stock con una moto completamente diciamo costruita e fatta su misura per i giovani che non vogliono spendere soldi. Una moto di un costo inferiore ai 10.000 euro, come ci avevano proposto, e una moto che avesse tutte le caratteristiche di essere effettivamente una moto da corsa. Una moto da corsa che dopo le minimoto un bambino comincia ad assaporare le piste vere e avere un contatto con i piloti come in una gara vera, che poi si dimostrano gare vere realmente, ma che vengono sviluppate con moto di una dimensione quasi, si può dire anzi uguali alla Moto 3. Alla Moto 3, che sono le moto più blasonate, che poi questi giovani arriveranno, se il loro target glielo permetterà e naturalmente i risultati sportivi saranno valutati, a gareggiare nel mondiale. Una moto che questa che ha costruito Franco, la Sherco 250 su base Sherco, utilissima per i bambini sia dal punto di vista di potenza, di peso, di maneggevolità e soprattutto di costi. Una sfida che è stata lanciata nel campionato Alpe Adria, che si è subito reso disponibile ad ospitare questo campionato e che, parentesi un po' negativa, non è stato capito da tutti, ma per chi l'ha affrontato e per chi l'ha capito, effettivamente prima di tutto i piloti si divertono, si sono divertiti e hanno potuto effettivamente essere protagonisti per una stagione intera tra le piste più valide del nostro circuito europeo, di divertirsi e di valorizzarsi in questo sport che non è uno sport facile, però con le moto anche a basso costo ci si può divertire e raggiungere un risultato decisamente valido. Devo dire che il campionato è stato un successo. Pochi partecipanti, però sono convinto che con l'edizione 2016, che continuerà, sarà ancora sull'onda. Perché? Perché già si sono accorti, già si stanno domandando se questa categoria continuerà. La categoria continuerà con la 250 stock. È stato accantonato il progetto della 300, che tecnicamente c'è poca differenza, però questo effetto di 250 e 300 fa sì che fa continuare senza grossi stravolgimenti del regolamento una partita che è stata iniziata e che comincerà e che continuerà a produrre dei giovani talenti come quello che abbiamo visto quest'anno. Il salto di qualità di questi ragazzini che approdano alla Stock 250 dalla minimoto, come l'hai notato? C'è uno step grosso, facile, ci sono arrivati subito, hanno trovato difficoltà? Ma devo dire che già quando provengono dalle minimoto, essendo anche piccole e con qualche anno di esperienza, il salto proprio vero e proprio di montare su una moto con le ruote grandi sembrava forse più difficile, sembrava forse più difficoltoso,
e invece abbiamo notato che si sono trovati subito a proprio agio. Il nostro pilotino, quello che tu hai effettivamente seguito per tutto l'anno, una volta mi ricordo ancora alla fiera di Bratislava, che appena è salito sulla moto ha subito detto, ancora prima di provarla, questa è la mia moto, perché già l'impostazione, già la moto semplice, però già sul settore e sulla linea da corsa si è trovato a suo agio, i risultati si sono visti, ma anche gli stessi altri ragazzini che correvano con delle altre moto che non erano su base Serco, secondo me venivano perché avevano più o meno la stessa età e provenivano sempre dalle minimoto. Il risultato se la sono data di sante ragioni in tutte le gare, a parte qualcuno che tecnicamente non aveva la moto in regola, però dobbiamo dire senza nulla togliere alla bravura dei piloti, era un peccato non vederli gareggiare a parità di moto tecniche, però si è visto che hanno avuto una facilità e questo li avvantaggia nel proprio futuro, con una pre-Moto 3, con una Moto 3 che a 14 anni sarebbe anche un po' prestino, che sviluppiamo come minimo 40, sui 45 e oltre cavalli, sì che 10-15 cavalli in più di queste moto standard, chiamiamole di base, il ragazzo si trova già ad avere una conoscenza di pesi, di misure, di potenza comunque anche dal suo punto di vista, che la si può regolare e la può rendere più o meno veloce secondo lo stile di guida del pilota. La trovo e l'ho trovata molto positiva, questo sì. Il campionato Alpe Adria mi sembra è davvero difficile far capire al pubblico di cosa si tratta, no? È un campionato che per molti anni ha avuto dei successi veramente importanti, tutti gli anni ancora adesso ha un pubblico, mi ricordo in qualche gara come Brno così, oltre 200 iscritti, e lo stesso però facciamo fatica a far arrivare i giovani a questo campionato. Perché? Allora, parliamo di un settore della velocità che è uno sport abbastanza costoso. Abbiamo visto comunque che con anche spese minime ci si può arrivare, specie per i giovanissimi che sono la base di un futuro, anche senza grosse spese. Allora, partiamo da una situazione che noi in Italia abbiamo un campionato nostro, dove c'è una scelta di piste e di piloti, un gran numero di piloti, che per i nostri piloti italiani diciamo che è difficile in questo momento anche particolare di spese, di costi, affrontare delle trasferte che comunque non sono tanto distanti da quelle italiane, perché partire dal nord come da queste parti del Veneto e andare a Vallelunga si arriva con la stessa strada all'Hungaroring, si arriva a Brno, si arriva in altre piste più blasonate, però hanno una mentalità, i nostri italiani, di correre in patria, di diventare il campione italiano. Fortunatamente noi abbiamo questa possibilità in Italia. Invece è tutta un'altra situazione, un'altra storia appena varchiamo il confine italiano dalla parte dell'est, dove il campionato Alpe Adria assume un'importanza diciamo europea nell'ambito dai Balcani ai Baltici nel centro Europa, dove non esistono campionati nazionali con una taratura con una caratura di piloti anche tecnica simile all'italiano, simile allo spagnolo, all'inglese o al tedesco. E in questo caso i piloti di quelle nazioni, della Slovenia, della Ceca, della Slovacchia, l'Ungheria, degli austriaci, i croati, hanno la possibilità di figurare a un costo inferiore al nostro. Il nostro pubblico è più diretto, diciamo, in questo sviluppo a questa area geografica. Difatti abbiamo avuto nella gara di Slovacchia Ring ben 16 federazioni presenti. Cosa vuol dire? Che ci sono
gli amici e ci sono le federazioni oltre a quelle importanti membre dell'Alpe Adria. Abbiamo la Bulgaria, abbiamo la Turchia, abbiamo la Lituania, l'Estonia, cioè si muovono effettivamente su un asse dell'est Europa, perché per mancanza di circuiti sono tutti concentrati nel centro-est Europa, e perché non hanno i propri loro campionati. Qui hanno modo di potersi sviluppare, ripeto, a un costo molto minore di tanti campionati nazionali. Vediamo anche il tedesco, che è quello centrale d'Europa, però ha un costo che per tanti non è proprio avvicinabile. I nostri campionati, il nostro campionato che riguarda un po' tutte le classi, dalle minori, dalle 125, dalle Moto 3 alle 600, alle stock, alla Superbike, dove raggruppa effettivamente una media di 160-170 piloti. Un numero che è soddisfacente per gli organizzatori per mantenere in vivo questo campionato. Certo, come dicevi tu, gli anni buoni, come tu avevi accennato a Brno, io era intorno agli anni 2004-2005, 601 iscrizioni e 498 partenti, la dicevano tutta, insomma, cioè dovevamo fare le doppie classi e le doppie partenze. Chissà che in questo ambito di momento di crisi, non solo italiana, ma la crisi che sta colpendo un po' tutta l'Europa, e specialmente anche quei paesi che si stanno sviluppando a una velocità veramente impressionante, questo possa diventare una cosa molto molto importante per quei piloti che vogliono avvicinarsi a questo sport. Quindi direi a maggior ragione classi nuove, low cost, per tutte le categorie, per cercare di aiutare tutti a poter approdare a questi campionati. Quindi l'idea della FIM con il trofeo stock, sicuramente i giovani sono i primi che dobbiamo far arrivare nelle piste, ok? Mi auguro che questo campionato davvero continui e cresca. Mi sembra addirittura che la federazione addirittura mondiale voglia fare qualcosa con una categoria dentro la Superbike nella 300, con un campionato con le moto derivate di serie. L'Alpe Adria comunque parte in anticipo ogni anno, mi sembra, in queste promozioni. Ci aspettiamo un futuro di piccoli campioncini, insomma. Ma io penso di sì, anche perché in quell'ambito appunto territoriale le scuole, questi giovani che si avvicinano sono seguiti. Tanti giudicano, mi collego un attimo a quello che dicevi poco fa, che si avvicinano a questo campionato che può sembrare un low cost, a basso costo effettivamente com'è, però non parliamo di sicurezza a basso costo, la sicurezza è al top, la sicurezza è ai massimi livelli, è seguito da tecnici di tutte le federazioni ed è seguito da steward e da direttori di gara che portano avanti con serietà e con molta professionalità l'aspetto anche della sicurezza. Effettivamente da un anno o due a questa parte abbiamo un promoter che sta organizzando gara per gara tutte le tappe, e questo la dice alla grande il passo in avanti che è stato fatto in Alpe Adria. Come hai accennato lo stesso, arriviamo sempre un attimino prima, perché mettendo insieme più teste e mettendo insieme più idee, effettivamente tante volte abbattiamo la burocrazia che blocca determinate situazioni. Noi ci aspettiamo anche un 2016 pieno di successi. Per il momento abbiamo 5 gare sicure, abbiamo nel calendario 5 gare, le stiamo valutando, ne stanno valutando un'altra per portarlo a 6, che sono poi tutte doppie gare in un weekend, sicché parliamo di 10-12 gare come lo scorso anno, e questo la dice alla grande, perché anche i massimi piloti che poi si vogliono avvicinare o al mondiale stock o alla Superbike o sulle vie un attimino più professionali hanno effettivamente un bagaglio di esperienza che avendolo costruito e avendolo seguito in queste piste del tutto rispettabili,
possono dire la propria gara e la propria volontà anche di fronte, insomma, a dei piloti che l'abbiamo visto, insomma, non sono secondi a nessuno. Mi auguro che appunto questo campionato di velocità con la 250 stock, accennavi alla 300, la 300 sarà una classe nuova molto probabilmente, che noi, tra parentesi, l'avevi effettivamente prevista, però abbiamo mantenuto la volontà di quelli che avevano deciso di fare la 250. Benissimo, nessun problema, siamo avanti con i tempi, lo sviluppiamo e abbiamo sempre la possibilità di svilupparlo, perché fortunatamente la burocrazia non ci è molto contro, anzi proprio per quei paesi là abbiamo bisogno di sviluppare il massimo.